Prima di tutto quello di studiare tanto, qualsiasi diciamo, percorso si scelga di intraprendere, se come autore, come attore. Io personalmente ho una formazione di danzatrice, vengo dalla danza contemporanea, dal teatro danza, ho studiato alla scuola di Pina Bausch, ho lavorato prima in quel settore, quindi diciamo, per fortuna mia mi porto un po' dietro quella disciplina ferrea, no, però bisognerebbe veramente prendere esempio, secondo me, proprio dai ballerini o dagli sportivi. No? Guardo veramente le vite di questi sportivi, di atleti o di ballerini o musicisti, no? E quindi tutti i giorni, dietro il mestiere dell'attore ci sono delle cose un po' vaghe, la gente vive un po' di falsi miti, quello è stato scoperto da quello, non aveva mai fatto niente, poi è stato... Sono delle coincidenze che possono capitare, però normalmente dietro la vita di un attore c'è grande lavoro, grande impegno e quindi il mio consiglio è quello di studiare e poi di veramente capire uno come artista che cosa vuole comunicare, no? Una volta capito quello è più facile perché se uno insegue così il successo, così è una cosa troppo esteriore, diciamo.